invito perché la sintesi politica l'abbiamo appena sentita, insomma, del senatore Di Francesco, che un po' messo il dito nella piaga e ha accompagnato, insomma, le due relazioni molto belle, insomma, che hanno aperto questo tavolo. Quindi io non mi permetto nemmeno di chiosare o di aggiungere una mia sintesi a quanto ha detto Verducci, però qualche considerazione insieme a voi voglio farla, proprio perché sabato pomeriggio magari abbiamo bisogno di sentirci svegli e di non, come dire, far calare l'attenzione, anche perché, voglio dirlo, ringrazio veramente il gruppo di Badia e principalmente Enrico, Manuel e Stefano, eccetera, perché hanno voluto organizzare, lo dico, ecco, che viene anche da fuori, 2 giorni che non so, ma meriterebbe un palcoscenico nazionale per la qualità degli inviti, degli interventi e della discussione che ho scritto anche oggi pomeriggio. Quindi io credo e farò di tutto perché questa iniziativa portata come esempio a livello provinciale e regionale, perché se uno guarda al di là delle descrizioni dell'ultimo momento, che sono di qualsiasi festa, è un momento anche di condivisione e di discussione, è veramente, insomma, un'iniziativa di profilo molto alto. Quando i partiti hanno miriade di problemi, li ha purtroppo, insomma, viste le vicende anche degli ultimi giorni che hanno costretto poi, insomma, a Rosato una deviazione su Verona, li ha il PD, e quindi oggi a maggior ragione è encomiabile questa volontà di tornarci a confrontare non sulle tessere, non sulle correnti, ma sui contenuti, invitando i cittadini e qualificati ospiti anche esterni. Quindi questo, secondo me, è l'unico modo in cui il centro-sinistra e il PD può provare a ripartire. Primo messaggio: stiamo vicini a questa gente, a questi ragazzi, a questi iscritti che nonostante tutto ci mettono la faccia e mi ridanno voglia anche di fare un po' di politica attiva in questo tempo non facile. Il secondo punto: visto che un intervento sul panel Europa è partito in maniera molto stimolante dalla storia americana, con delle riflessioni veramente molto belle, molto apprezzabili e interessanti, a me veniva da partire dalla Cina, nel senso che, ascoltando gli interventi che mi hanno preceduto, dobbiamo essere consapevoli oggi di una cosa. Per anni è stato quasi scontato avvicinare e accostare lo sviluppo della democrazia e il capitalismo come 2 cose interrelate in maniera necessaria. Da un po' di tempo non è più così. Prima qualcuno evocava la Cina. La Cina è il paese che con 40 anni di sviluppo e di crescita a 2 cifre ha conosciuto il più lungo periodo di prosperità e di crescita economica che la storia moderna ricordi. E questo è un elemento che ci pone una sfida importante. La pone all'Italia, la pone all'Europa, la pone alla tenuta delle istituzioni e dei costumi democratici. La Cina, paese non democratico, sta cambiando il volto dell'economia mondiale, e di quel mondo noi oggi conosciamo poco in realtà. Conosciamo almeno che 40 anni fa il piccolo timoniere, figlio di un piccolo contadino, per questo mi è un po' simpatico, anche se non posso perdonargli Tiananmen, Deng Xiaoping lancia il socialismo con caratteristiche cinesi e dà il via a questo sviluppo incredibile. La cosa che oggi viene poco citata è che quando Deng compie questa svolta, la Cina era un paese che si trovava al terzultimo, quartultimo posto di tutti i parametri mondiali di mortalità, aspettativa di vita, salute, sviluppo economico. E in 40 anni, che sono tanti ma sono anche pochi, ha cambiato il volto del mondo, e come noi pensavamo questa
questo legame inestricabile tra lo sviluppo del capitalismo liberale e lo sviluppo della democrazia, l'Occidente, l'Europa, l'America. Ieri leggevo addirittura che questi stanno inventando, cioè cosa da fantascienza, un traduttore simultaneo per tutte le lingue, praticamente un apparecchietto che non come Google, che adesso magari ti traduce, permetterà di tradurre entro i prossimi anni, ci dicono, tutte le lingue senza aver bisogno di. Quindi se noi guardiamo a questo continente che ha smosso le fondamenta, anche se qua un altro inciso lo faccio e dopo arrivo al tema, oggi parliamo di America First, prima gli italiani, prima i polesani, prima i badiesi, prima i crivellari, non so dove si arriverà. Deng, quando lancia la sua rivoluzione interna, adotta un principio programmatico che a noi oggi fa quasi sorridere se non conosciamo un po' il mondo cinese e la filosofia di quel subcontinente. Dice: nascondere le proprie capacità, aspettare il proprio momento, che sembra proprio il contrario. Prima noi, prima gli italiani, prima noi e gli altri fuori. Quindi in questo senso, secondo me, approfondire quanto avviene nel mondo dovrebbe consentirci anche di leggere questi cambiamenti epocali che stiamo vivendo. L'Europa, si diceva, l'Europa ne esce viva nella misura in cui noi saremo in grado di dargli una prospettiva politica. È una banalità detta così come principio, ma è l'unica via che noi possiamo percorrere oggi. L'anno scorso, in qualità di insegnante, mi è capitato di occupare diversi pomeriggi facendo un corso proprio di istituzioni europee ai giovani della mia scuola, terza e quarta, diciamo, delle scuole secondarie a secondo grado. Il senso comune oggi è quello che noi non abbiamo conosciuto. Per noi che arriviamo fino ai nati negli anni 70, l'Europa era ormai una realtà scontata, lo diceva prima il senatore. Quella creazione, quella grande intuizione ideale che ha messo, diciamo, la parola fine a mezzo secolo di guerre sanguinose. Oggi, per un ragazzo di 16, 18, 20 anni, non è più scontato questo, perché prevale nel senso comune quale immagine? L'Europa matrigna, l'Europa tecnica, l'Europa delle frontiere, l'Europa che ti conta e ti misura la lunghezza della vongola o della cozza e che ha il volto, insomma, di questa sorta di mostro burocratico, eccetera, eccetera. Quindi da questo punto di vista possiamo dire almeno una cosa, cominciando, che la politica ha responsabilità molto pesanti, anche quella nostra che in qualche modo ha governato parecchio in questi ultimi anni, nell'essere troppo debole nel provare, ecco, a creare questa prospettiva federale, quantomeno come l'inizio di un processo che invece si era nato di fronte ai diktat e agli egoismi non soltanto di Visegrad e di piccoli, ma anche di grandi, questo bisogna dirlo, insomma. Quindi io credo che chi oggi ha 40, 50, 60 anni ha un obiettivo davanti se vuole vedere 73, portati benissimo. Lo allargo anche alle generazioni che hanno vissuto come me, come dire, l'ubriacatura dell'Europa come fine delle guerre, come grande utopia, Spinelli, Ventotene, eccetera. Questa roba qua però oggi è molto debole, è un sentimento anche nei giovani meno istantaneo, no? Parliamo spesso di generazione Erasmus, è vero, ma c'è una componente di largo scetticismo verso le prospettive. E questo lo dico, lo si tocca anche parlando con chi è giovane, magari non è corrotto, ecco, per forza dalla politica estremistica o per forza non deve sentire le sirene, diciamo, salviniane o di altre ali estreme. È un senso comune, una costruzione che, possiamo dirlo oggi, in parte ha prodotto pace, benessere, eccetera, e in parte ha fallito fino ad oggi l'obiettivo di diventare una costruzione federale ispirandosi a quello che nella fine del Settecento sono diventati gli Stati Uniti d'America o qualcosa di simile. Quindi oggi l'obiettivo per le generazioni che politicamente hanno già dato è uno: provare a fare in modo che alla generazione
degli Enrico, dei Manuel, degli Stefano, eccetera, si è affidato a questo grande compito, che vuol dire, prima ancora di pensare alle grandi costruzioni teorico, tecniche e burocratiche, a quali saranno le famiglie politiche che in Italia e in Europa andranno a combattere, credendoci per questa Europa nuova, rinnovata, auspicabilmente federale e vicina ai cittadini. E su questo chiudo, nel senso che possiamo pensare, auspicare che sia la frammentazione, il partito personale, lo scontro dei due Dieghi e dei due Mattei a creare questa situazione. Io penso che invece ci sia un grande bisogno di ritornare all'ideale, alla lotta politica come lotta ideale, a far sì che questo partito del socialismo europeo, per esempio, a cui il PD pare fino ad oggi aderisce, o diventa qualcosa che anche in Italia si traduce in una politica nuova, anche radicale, che dica che cosa pensa del capitalismo, di come organizzarlo, di come fare politiche di ridistribuzione, di come dare appartenenza e creare le condizioni della partecipazione dei cittadini alla cosa pubblica. E questo è un tipo di programma minimo che però può impegnare, credo, la vita delle persone. E questo è il bivio che abbiamo di fronte. O rassegnarci a gestire un lento declino, da una parte la Cina, dall'altra i BRICS, l'America, gli attori nuovi che venivano prima ampiamente citati, oppure far reinnamorare questa nuova generazione in una prospettiva dell'Europa che è anche una grande utopia politica, una utopia che non ha 70 anni di vita, ha 2500 anni di vita, da quando da Atene, da Tebe, questi signori che hanno inventato la democrazia in Grecia sono partiti per colonizzare e ricreare il loro sistema proprio da noi nel Mediterraneo. Quindi il XXI secolo sia il secolo di questa grande utopia mediterranea prima che atlantica, che è la democrazia, o non sia, nel senso sia il secolo di questo declino, invecchiamento non solo anagrafico, fine dell'Europa preconizzata forse da Nietzsche, da Tocqueville, da altri pensatori. Io continuo a pensare invece che senza non un pizzico, a proposito di visionarietà e di utopia, il progetto sia quello di ricreare una grande famiglia politica europeista in cui il socialismo europeo ha tutto uno spazio da guadagnarsi, ma può farlo soltanto reinventando le categorie della politica e della partecipazione e affidando ai giovani questo compito straordinario.